Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale live di Virus101. Siamo qui pronti per partire con una nuova live dedicata a Elite Dangerous Horizon Beyond e bla bla bla. Allora, un attimo che mi abbasso un po' il volume in cuffia e andiamo a vedere subito due o tre cosette interessanti. Perché sono dovuto andarmene via dal sistema di Maya per andare a fare un cambio di outfit. Stato un attimo in velocità, proprio poco poco, gli AX multicannon, eccetera, eccetera, e mi sono scontrato con un grosso problema. Perché non sto streamando più? Ok. Purtroppo stasera vedo la connessione sta dando qualche problemuccio di troppo e speriamo che si stabilizzi entro breve. Ciao Commander Astinius, benvenuto nel canale durante la diretta di questa sera. Purtroppo noto che facendo le dirette prima di una determinata ora la connettività non è molto stabile. Comunque, se notate buffering o qualcos'altro fatemi sapere direttamente in chat perché dopo, boh, non so, vedo se riesco a stabilizzare qualcosina, ma la vedo problematica questa sera. Quindi vado a statarellare un attimo il mio super avanzatissimo sistema di trasmissione. Datemi un secondo che torno subito. Scusate, proprio mezzo secondo, eh. Eccomi qui, subito rientrato, boh, bella domanda, adesso boh, spero che si stabilizzi un attimo. Element One invece ci saluta direttamente dal gioco, quindi andiamo a salutarlo subiterrimo, vediamo se riusciamo a dargli un bel direct message, quindi sì, eccolo qui, sì, ok, direct message, posso scrivere? Sì, grazie, perfetto. Hola. Ciao Element, siamo in diretta live in questo momento. Momento, vediamo se riesco a scriverlo. Perfetto. Ottimo, quindi torniamo a noi. Allora, cosa dire? Ho avuto una spiacevole sorpresa nel momento in cui stavo rientrando nel sistema di Maya in direzione Merop, chiamiamolo come vogliamo. Mi sono dimenticato di fare uno switch sulle armi, al che mi fermo sul primo starport che trovo, comincio a spostarmi la roba e mi trovo che per motivi a me oscuri mi è sparito un AX multicannon fixed. E come vedete ne ho due di torrettati qui già pronti, questo l'ho ritrasferito poco tempo fa, quindi transfer to ship lo buttiamo subito all'interno della nave, quindi vediamo questi AX multicannon, questi sono quelli fixed, quelli torrettati sono molto più belli, molto più grandi, però molto meno potenti. Il problema è che se io devo andare a vedere per metterne due di fixed, vado sugli stored modules e non trovo più gli AX multicannon fixed che avevo precedentemente comprato. 3B, 3C, come vedete, mi sono assolutamente spariti dalla lista dei moduli. Quindi a questo punto, group reminder, ok. Ok, mamma mia. Sì, per rispondere a Element One, sì, sono sul gruppo mio Virus 101, ma stasera sono distante dalle zone di caccia, infatti di caccia al carciofone. Ok, che succede? Ok, boh. Ok, siamo ritornati qui. Quindi a questo punto devo andare sul sistema dei 49 Arietis, dove sono ora, ovviamente a fare che cosa? A recuperare l'altro AX multicannon qui all'Endis Hub. Se non mi ricordo male, si trovano proprio qui. Independent, bla bla bla, come outfitting, militari, polymers, bla bla bla. Quindi dovrei riuscire a trovarlo qui, perché sono proprio
nel sistema dove sono venuto a comprare gli AX multicannon. Volevo provare sia i fixed che i turret, sono venuto qui, ne ho comprati due per tipologia, me ne sono trovato solo uno degli AX normali montato su. Il gioco mi ha perso una X multicannon per qualche strano motivo, non lo so. Questi bug stanno cominciando a diventare parecchio fastidiosi sinceramente, e non so più veramente come neanche cercare di evitarli. Perché? Perché come si può evitare un bug di questo tipo qua? Ok. Sì, ciao Element. Ah, sì, ok, perfetto, dai. Sai che siamo lì appunto su YouTube. Più avanti magari comincerò a riattrezzare per mettere anche la chat vocale di Discord o qualcosa del genere, dai, vediamo. Ma a tal proposito devo darvi una notizia. Ho preso una decisione abbastanza, diciamo, seria all'interno dell'universo di Elite Dangerous. Perché? Perché quando finirò i test della caccia al Targoid, le cose cambieranno un pochino. Come avete visto sul canale Discord mi sono pensato un outfitting per l'Anaconda di tipo esplorativo, con tutti i moduli di riparazione e cose del genere. Perché sinceramente volevo cominciare a dedicare un po' di tempo ad altri giochi. Elite sono in una condizione che mi sta frustrando parecchio, devo essere sincero, perché la caccia al Targoid non sta andando bene come speravo. Mi immaginavo, sapevo che era una cosa difficile da affrontare, non è che andiamo a cacciare i Targoid in solo e pensiamo di risolvere in 4-4-8 il discorso, no. È una cosa difficile da fare, è una cosa che porta via tanto tempo e non è nemmeno remunerativa, perché nonostante tutti i nostri sforzi, 2 milioni a Carciofoide a salire dal Cyclop al Basilix, mi pare di A6 e in su, sinceramente non ne vale la pena, visti i costi di rebuy, i costi di test, i costi di manutenzione, cose del genere. Diciamo che ci sono cose decisamente più profittevoli. Quindi Andrea ci suggerisce un bel No Man's Sky che è molto migliorato la prima versione, assurda, sarebbe bello. Guarda, ci avevo proprio pensato parecchio di tornare su No Man's Sky, che tra l'altro mi pare sia anche in super offertona a questo periodo, quindi potrebbe essere che andrò a premere anche il tasto buy all'interno di Steam, quindi sì, potrebbe essere un'alternativa. Un'altra alternativa a cui sto pensando è di dedicare qualche diretta, qualche live al retro gaming. Ho ritrovato un vecchissimo gioco che mi aveva veramente entusiasmato tempo fa, e quindi sappiate che dedicheremo tra un po' anche una piccola rubrica ai giochi vecchi ma ancora belli da giocare. Comunque, a parte questo, tornando su Elite, il progetto è questo: completare i test con i Targoid, vedere se riesco almeno a tirare giù anche un solo Cyclop. La cosa mi farebbe molto piacere riuscire a tirarne giù anche solo uno. A quel punto mettere da parte la nave anti-Targoid, prendere un'altra Anaconda, equipaggiarla per esplorazione, come avete visto, e come avete visto nelle chat su Discord. Con quell'outfitting cosa comincio a fare? Me ne vado a esplorare la galassia proprio fuori dalla bolla, fuori dalle beghe spaziali, fuori da qualsiasi discorso alieno o similare, e andrò a dedicarmi quindi a questa cosa. Cosa succederà ai video? Le live saranno molto meno dedicate a Elite Dangerous Horizon, eccetera eccetera. Produrrò però d'altro canto dei video di aggiornamento della situazione della mia missione esplorativa, quindi cosa trovo, dove sono, eccetera eccetera, e quindi questa cosa da un punto di vista mi consentirà di testare un attimo tutto quello che è il modulo esplorativo, vedere cose distanti. Dopo sceglieremo un attimo la rotta che andrò a seguire. Non raggiungerò i ragazzi della Distant World perché ormai sono davvero davvero troppo distanti, però andrò a farmi una svolazzata per i fatti miei, tipo Lost in Space, e via andare verso nuovi lidi e nuove destinazioni. E questa cosa d'altro canto ovviamente mi lascerà più tempo per trattare anche un po' di altri giochi. Sapete che il canale principalmente è su Elite Dangerous come gioco di punta, ma non è l'unico gioco a cui gioco, né l'unico gioco che voglio trattare all'interno del canale. Mi piacerebbe trattare anche qualcos'altro, e quindi un po' di retro gaming e forse anche qualcosina su No Man's Sky, ovviamente sempre tempo permettendo, potrebbe essere diciamo appunto interessante.
Comunque, andiamo ad attraccare all'Endis Hub, come vedete grandissima installazione terrestre, molto bella di giorno, dove si possono trovare appunto AX multicannon, AX missiles, o quello che sia, missili anti-xeno, eccetera, eccetera. Tutte le installazioni militari su planetarie, tutte, quasi tutte, molte, hanno a disposizione appunto l'armamentario anti-xeno non Guardian, perché c'è anche quello, non necessariamente dovete per forza prendere i moduli Guardian per andare a cacciare i Targoid, quindi i carciofoni. Dani D, benvenuto anche te, buonasera, ci hai raggiunto giusto in tempo per andare nello shipyard e andare a comprare, no scusate, è lo shipyard, buonanotte, nell'outfitting e andare a comprare il super modulo arma AX multicannon fixed che mi era sparito in precedenza. Una bella milionata di soldi cazzata via così. Ovviamente potrei contattare il supporto tecnico di Frontier per dirgli datemi indietro i miei soldi, bla bla bla. Faccio un paio di missioni di trasporto passeggeri e mi sono rifatto di questa spesa, quindi non è un grosso problema. Quindi hardpoint 3C AX multicannon large hardpoint lo vendiamo qui. Andiamo a vedere se riusciamo a comprarne un altro tra gli experimental di X Missile, vedeteli qui. Eccolo qui, 3C AX multicannon sono fixed, i turret costano più del doppio. Comunque, già comprati, questo vado a comprarlo, anzi vediamo se non è stato un bug di altro tipo, vediamo fare un transfer, vediamo i due Gauss Cannon che avevo appunto lasciato qui l'altra volta che ero passato, quindi no, non è stato un bug che mi è sparito quell'arma, è però dal remote... Scusate, dal module transfer è proprio sparita l'arma completamente dai miei dati nelle budelle elettroniche di Frontier. Comunque, poco problema, experimental, qua andiamo a spenderci il nostro milioncino a X multicannon 3C via dentro. Come vedete 15.2 di DPS non è male rispetto a un 8.4 di DPS del torrettato. Comunque andiamo a provarli. Ok, comprati, quindi risistemato l'outfitting, adesso vediamoli qua belli illuminati che arrivano pronti per sparare e che dire, basta, altro non c'è. Sì, assolutamente, infatti Andrea, una decina di salti, Discovery Scanner normale, vendo i dati stellari e già mi sono rifatto un attimo della spesa. Quindi, Fire Group Reminder, andiamo subito a vedere, oppala. Cosa abbiamo? I due Guardian Gauss Cannon che sono accoppiati a niente e invece li accoppiamo a questi, 1 e 1. Quindi AX Multicannon sul principale, Guardian Gauss Cannon sul secondario, tutto fixed, per poi passare ai Railgun, Remote Release Flak Launcher, Xeno Scanner e il resto, insomma, ve lo vedete qui. Allora, per rispondere a Commander Astinius, 4 colpi di Gauss risolvono tutti i problemi? Sì, ci ho provato, ma non è andata così come speravo. In teoria, 2 andate da 4 colpi di Gauss avrebbero dovuto far saltare per aria tutto il core, almeno un heart del Cyclops, così non era. Mi sono servite più di... quanto sono messo? 1, 2, 3, 4 andate per 4, quindi 4 per 4... cosa fa? 16, quindi ben 16 colpi di Gauss Cannon e ho quasi fatto fatica a distruggere un Heart, con tutti i Targon Swarm, tutti i colpi che mi tira quel maledetto carciofone, e quindi non lo so, non ho avuto una gran bella esperienza, un gran bel feedback dalle armi Gauss, quindi volevo provare un attimo gli AX e vedere come si comportavano. A livello di DPS ho visto che non c'è sta grandissima differenza. La grossa differenza che c'è invece c'è dove? C'è nel discorso quanto riesco a colpire e quanto mi si scalda la nave, perché i Gauss Cannon scaldano davvero tanterrimo.
Ok, allora, sparano come delle fixed se non hai un giocatore come gunner. Sì, o se no vanno assolutamente in automatico. Quindi volevo fare un attimo questa prova. Nel frattempo mi trasferirò anche i torrettati e vado a provare. Insomma, sto facendo appunto, come dicevo, tutta una serie di test. Controllando su Reddit, nel frattempo, mi consigliano di andare al sistema HR1183 per vedere i Cyclops. Quindi andiamo alla Galaxy Map, andiamo a vedere questo sistema che viene consigliato HR1183, magari un'informazione vecchia, nuova, non lo so. Comunque ci spostiamo sempre in direzione del sistema di Maya, 172 light years da percorrere, siamo qui vicini, come vedete c'è anche Merop qui intorno, quindi qui non ho dati, qui invece un po' di dati li ho, voglio vedere una cosa velocemente a Merope, Merope, quello che sia, come vedete anche qui c'è uno starport e quindi potrebbe essere interessante magari da lì spostarci a Merop. Comunque andiamo a lanciarci, tanto siamo sempre in quella direzione, mentre ci sposteremo andremo a vedere anche una delle cartoline che ci sono arrivate, che mi sono arrivate nel canale Discord, quindi abbiamo un po' di jump da fare, ben 8, quindi circa una decina di minuti e arriveremo a destinazione. Quindi eccoci qua, ci lanciamo, dai su, dai su, dai su, ce la possiamo fare. Dai che la gravità non è così tanto alta su questo pianeta e andiamo. Esattamente, Virus 1011 verso Carciofoni, round 4, in circa 8-10 minuti, vediamo cosa troveremo in quel sistema, ogni sistema è limitrofi, vediamo se riesco a fare il jump da qui, sì, che bene, posso fare il jump direttamente dalla superficie planetaria, ok, e ci diamo giù, pam, eccoci qua, giusto per far vedere un attimo se siamo qui, siamo sul lato scuro del pianeta, quindi nel dark side of this planet, ok, riallineiamoci e andiamo avanti. Quindi un po' di interferenza di questa microgravità planetaria ci ha un po' impedito di lanciarci quel mezzo nanosecondo prima del dovuto. Comunque, primo jump, nel frattempo che faremo gli altri, tra un attimino vado a preparare l'equipaggiamento per farvi vedere la cartolina che ci è arrivata sul canale Discord, quindi un attimo che mi preparo, mi allineo per il prossimo jump. Eccolo qua, perfetto. Mentre lanciamo il jump vado a preparare la cartolina da vedere assieme. Eccola qui, tac, aperta, sfoglia e dai, ce la fai? Dai, eccolo qui. Perfetto. Allora, eccolo qui, da comandante Thurston, sistema sconosciuto molto probabilmente in giro per Merop, io e la mia nave mentre osservo una Targoid Probe recuperata in una non-human zone threat 5. L'item verrà trasportato e venduto sul mercato nero della stazione più vicina a Merop, la sonda sembra distorcere lo spazio intorno a essa, mentre la osservo la sonda si autodistrugge. Sì, è una cosa che fanno spesso quelle dannate sonde, sono corrosive e non solo si autodistruggono, ma tenderanno a distruggere anche la vostra nave. Distorcono lo spazio intorno a loro? Sì, assolutamente. E se non sbaglio, se la raccogliamo con l'apposito cargo anticorrosione, potremmo, perché non è entrato il fuel scoop? Bene, non è male. Speriamo nel prossimo jump che entri in funzione il fuel scoop. Altro bug di Elite, giusto perché non ci facciamo mai mancare niente. E niente, dicevo, si può attivare quello che veniva chiamata la Targoid Machine entrando dentro una struttura particolare. E avevo fatto anche un mini video all'epoca, non mi ricordo se l'avevo pubblicato o meno. Comunque è possibile attivare questa Mega Machine per vedere una galassia che si specula essere la galassia di provenienza dei Targoid, perché nell'attuale galassia non si sa, deve essere una galassia limitrofa dalla quale si teletrasportano con dei piegaspazio o qualcosa del genere, comunque si lanciano all'interno della nostra galassia, della Milky Way, della famosa Via Lattea, e quindi così. Ecco qua. Ah, neanche adesso entra in funzione il fuel scoop. Questa cosa non mi piace assolutamente perché sto andando a finire il carburante. Quindi lo spengo temporaneamente.
lo riattivo. Ok, torno indietro alla stella perché devo fare un po' di benzina, ma proprio non ha proprio nessuna intenzione di entrare in funzione il fuel scoop. Pazzesco. Odio questo bug. Questa è una cosa che odio tantissimissimo. E vabbè, altro non c'è da fare che testare e tentare al prossimo. Al prossimo jump. Andrea ci conferma che era una stella T Tauri, cioè, perdona la mia ignoranza in campo astronomico, non è una delle materie in cui sono super ferrato. E boh, boh. Comunque è una stella che non ci ha dato nessun tipo di benzina per la nave. Stranamente perché dovrebbe essere impostate, le rotte dovrebbero essere impostate per consentirci di acquisire carburante ad ogni jump. Oh, finalmente. Adesso dovrò girarci un bel po' intorno a questa qui perché devo... Sì, è vero che assolutamente non sono tutte fuel scoopabili, però dovrebbero essere quelle che uso per fare le route. Strano che una stella così grande non lo fosse. Ok, si sta lamentando della temperatura. Ok, allora andiamo subito a vedere questa cosa. Oba FGM, sì, assolutamente. Andiamo a vedere no, i filtri sullo Star Class che dovrebbero essere impostati. OBA FGM, come vedi, eccole qua, sono impostate ed è stato attivato anche l'apply filter to root. Sì, detta così suona davvero, davvero, davvero male, però effettivamente è vero. È bello. Ok, ok, ok. OB e Fine Girl Kiss Me. Ah, bella, 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 bella acronimo, sì. OBAF GKM, OB e Fine Girl Kiss Me. Bellissimo, bellissimo, davvero. Grazie per questo suggerimento. È un acronimo che non conoscevo e ignoravo. Ma magari possiamo anche giocarci sopra un attimino e cercare di inventarne un altro. Ah, cazzuola. Mi sono anche dimenticato mentre visto che stiamo parlando di cose più o meno importanti, di cambiare il nome alla nave. Perché da Scarpon dovevo chiamarla Tarallo, perché per ovvi motivi. Ce l'hanno fatto a Tarallo ultimamente tutti i carciofoni, quindi quale nome più adeguato per rinominare la nave se non chiamarla appunto Tarallo. E quindi... KGB FOAM, bene, la schiuma KGB se siamo più filo sovietici. Comunque dai, ogni modo è buono per cercare di ricordarci quella tipologia di stelle da passare per poter fare fuel scooping. Può essere anche che la stella non fosse idonea appunto per il fuel scooping e che ce ne fosse magari un'altra idonea all'interno dello stesso sistema e che quindi il plot root abbia selezionato quel sistema nonostante la stella principale non fosse fuel scoopabile, non fosse... Oddio, non so, non riesco a trovare un termine che non abbia un secondo senso su questa cosa, perché fuel scoopabile si può capire male, che non fosse una pompa di benzina si potrebbe intendere male anche quello. L'unico modo per non intendere cose, non sottointendere cose che non intendiamo potrebbe essere identificare le stelle carburante, dove fare carburante. Sì, questo sì, però non è divertente così, quindi le chiameremo stelle fuel scoopable, fuel scoopabili o le stelle pompa di benzina, quindi sì, mi riferirò a queste stelle con questa terminologia. Ok, altri jump, chiacchiera che ti chiacchiera, dovremmo essere praticamente arrivati.
così ci facciamo anche una scansione su quel sistema, vediamo se c'è uno starport. Se non c'è uno starport, la prima cosa che facciamo sarà andare a Merope e Merop o quello che sia, senza proprio neanche farci tanti problemi. Eccoci qua, sbababim, system fully scanned, scupato, abbiamo scupato, e quando scupiamo siamo tutti contenti, la nave è contenta e il pilota soprattutto è ancora più contento. O sbaglio? No, no, dai, sì, sì, sì. Comunque è così, dai. Allora, giusto per riepilogare, quindi sì, finita... Ah, una cosa mi sono dimenticato di dire. Finiti i test sulla caccia al Targoid, almeno un Cyclop abbattuto, sempre se ci riuscirò, perché non è detto che ci riuscirò, può essere che anche io non ce la faccia, viste le mie... assolutamente inutili abilità di pilota da combattimento, però dai, ci proviamo, ci proviamo. Volevo dire, farò anche un piccolo video di riepilogo, visto che mi era stato domandato, quindi se avete delle domande eccetera eccetera, preparatevele in precedenza, così vedrò, almeno tenterò di rispondere alle vostre domande in diretta live, quindi dopo se volete partecipare ci possiamo parlare direttamente in diretta live. Comunque, guardando questa bellissima nebulosa delle Pleiadi in sfondo, in sottosfondo, andiamo a vedere questo sistema da cosa si compone. Oh, c'è uno starport. Ok, andiamo qui a vedere lo starport, quindi prima cosa che facciamo, andiamo a doccare nello starport. Perché? Perché se mi dovessero esplodere mi rientrerò all'interno dell'ultimo starport dove ho doccato, se non ricordo male. Quindi Arx Fate, fede dell'arco, quindi lì. Allora, i boss di Sekiro in confronto a questi carciofoni sono proprio uno scherzo. Non so cosa sia Sekiro, Andrea, perdonami, è la seconda volta che mi cogli in fallo stasera. Beh, come minimo hai vinto qualcosa. Dai, appena faremo il merchandise del canale di Virus 101, dai, ci sarà anche qualche contest e qualche maglietta da vincere, sappiavatevelo o qualcosa del genere, quindi è un'altra cosa che ho un attimo in progetto di fare. Il logo nuovo ce l'abbiamo, le frasi celebri di Virus 101 le ho, e quindi perché non fare un piccolo challenge. Ci saranno dei riferimenti durante le live, preparerò qualcosa da mettere in sovraimpressione e coloro che risponderanno correttamente saranno poi sorteggiati dalle risposte che verranno messe nei commenti del video relativo alla live e alle live che verranno dedicate a questa cosa. Ovviamente alla singola live non ha senso farlo su più live differenti, quindi sappiate che sarà così. Avete tempo durante la live di commentare all'interno del video, quindi non nella chat, mi raccomando, nei commenti proprio del video, ma dopo specificherò bene tutto il regolamento. E colui che ha indovinerà il riferimento e verrà quindi sorteggiato di conseguenza tra tutti coloro che hanno indovinato il riferimento, e ovviamente andrà a vincere la maglietta. Comunque devo pensare bene il regolamento, anche perché forse sarà meglio fare una votazione in privato con qualche strumento online o qualcosa del genere. Magari vi preparo una paginetta web dove fare questa cosa. Ah, ok, Dark Souls sì, lo conosco, l'ho giochicchiato un attimino e è davvero tosto, davvero molto 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 bello quel gioco, quindi sì, assolutamente ci sono proprio dati molto da fare per fare le boss fight belle. Saranno anche dure, ma sono belle, sono divertenti, a differenza di Elite. Purtroppo sì, ho già fatto, mamma mia, momenti mi dimenticavo di fare la richiesta di Doki. Comunque sì, le fight Targoid purtroppo non le sto trovando così entusiasmanti come mi aspettavo, quindi ovviamente opinione mia personale, cioè non mi sto divertendo come pensavo alla caccia al Targoid.
combattimenti lenti, decisamente troppo tattici, mi aspettavo qualcosa di più distruggizionile. Ok. Ok, Sekiro è ancora peggio. Ok, grazie Andrea per la conferma. Purtroppo sono giochi che non ho avuto tempo di giocare. Sapete, il mio tempo è molto 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 limitato. Considerando anche il fatto che il 90% delle mie partite che faccio a Elite Dangerous le vedete anche voi online e in diretta live. Quindi, come potete immaginare, il tempo è davvero davvero risicato e molto 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 limitato. Comunque, tornando a Nobis, mamma mia, stasera l'umidità mi sta veramente uccidendo. Starport Services, welcome to Arts of Fate. Allora, Outfitting. Allora, prima cosa che andiamo a fare, Store Modules. Andiamo a trasferire in questo Starport tutti i moduli che ci siamo lasciati alle spalle, che così quando torneremo qui per fare gli altri test li abbiamo pronti all'uso. Allora, dicevamo 3B, Advanced Plasma Accelerator, sono riuscito ad ottenerli. Comunque, multicannon, eccoli qua, oh, finalmente, mi stavo preoccupando. 3EAX multicannon, transfer to the station, quanto mi costa? Beh, 39.000 cucuzze, davvero poco. Transfer, 3EAX multicannon, transfer to the station, transfer. Ok. Leggevo un attimo, scusatemi, il commento di Andrea. Sì, capisco perfettamente, perfettamente le tue parole. Diciamo che giocare a Dark Souls si vanno a creare degli interi nuovi pantheon di divinità perché non si sa più a che santo votarsi per quanto riguarda quello che succede all'interno del gioco. Allora, vediamo qui, hard point, facciamo un attimo una cosa veloce, transfer option, store, voglio vedere un attimo, perché chiacchierando ogni tanto si perde un po' la concentrazione con quello che si sta facendo e si rischia di cliccare delle cose sbagliate. Allora, vediamo un attimo qui, transfer, ok, transfer to ship, transfer, vediamo un attimo i stored modules. Ah sì, li mettono sempre sotto. Ok, in transit 32 minuti. Perfetto, sì. No, fortunatamente non ho cliccato tasti sbagliati parlando e distraendomi. Allora, altro da fare non c'è se non lanciarci nella superficie e cercare un non-human threat level 5, dove andare a provare il nostro nuovo equipaggiamento. Pensate, ben 32 minuti solo per spostarci dal sistema A al sistema B, sistemare due cose sulle armi. Quindi, giusto per dare, e così potete vedere proprio in diretta live, i tempi che richiede questo gioco. Comunque fatto così, lamentarsi è inutile. Altro non possiamo fare se non scansionare questo howler. Sì. Ok, scansionato l'howler, non ci interessa. Ci lanciamo in Super Cruise normalissimevolmente e andiamo a vedere se c'è qualche threat level 5 in cui speriamo di trovare un bel carciofoide da scassare, sempre a patto che ci riusciamo. Threat 4. Potremmo anche andare a vedere Distress Call, tanto è qui vicina. Degraded Emission. Vabbè, andiamo a vedere questo Threat 4. Vediamo cosa c'è là dentro. Ho paura che troveremo tanti piano qua. Ho paura che troveremo tanti scout. Ho provato a tirarli giù un po' gli scout.
Per rispondere ad Andrea, allora, giocare con qualcuno è sempre più interessante, quindi magari giochi che come Elite, Dangerous, Horizon, eccetera, eccetera, da soli possono essere un po' noiosi, in gruppo decisamente prendono tutto un altro aspetto. Ok, perfetto, come dicevo, ecco qui, solo carciofoidi scout, quindi non mi interessano, metto i motori e via. Sì, Astinius, sì, assolutamente l'FSS, ma avevo quei 2-3 signal source già davanti alla nave, quindi mi ho deciso di dirmi, beh, proviamoli. No, mamma mia. Finché, dai, comincio in casino, mamma mia, non ci sto proprio con la testa stasera, non ci sto con la testa, con la testa, con la testa. Ecco qua. Ok. Un bel threat 9 addirittura. Mi ci fiondo dentro. Assolutamente. Assolutamente. Ma anche no. Allora, vediamo qui cosa c'è. 5 medium. Ah, pam! Beccato subito. Che fortunella. 9 high. No, non mi interessa. Ma quanto distante è? Perché il FSS non mi dà le distanze. 12.000. Cerchiamo magari qualcosa di più vicino. Va, che dite? Low 3, no. Dovrei andare con 7 high. 5 medium. Sì, potrebbe essere interessante questo. Uff, addirittura anche più distante. Quanto mi mancano? 18 minuti, vabbè, dai. Andiamo a questo e non pensiamoci più. 12.000, vabbè. E via. E andiamo. Comunque dai, 12.000 è meno peggio di quello che si poteva immaginare. Motori a tutta madella, motori a tutta manella, velocità smodata, sempre se si può, però. Ah, te la dà le distanze, guarda sulla colonna a sinistra dopo che l'hai scoperta e ti dice quanti LS sono. Vediamolo subito. Colonna a sinistra, distance LS, non vedo nulla. Ah, eccolo qua, tac. Quando torno in... scusatemi, scusate lo sbarlocco di voce, dicevo, quando torno indietro, esattamente come ci conferma Commander Astinius, a sinistra vedete 12474, la distanza a cui siamo dal coso, sì. Senza zoomare, assolutamente, eccolo lì, appena visto. Grazie, grazie Astinius, non l'avevo notato io prima, mancanza completa mia dovuta alla mia cialtronaggine. Però effettivamente tra tanti dati che sparano in giro a destra e a sinistra, sì, metterlo un po' più visibile forse sarebbe stato apprezzato barra apprezzabile. Eh sì, purtroppo con le interfacce di Elite bisogna farci un po' il callo e non c'è altro da fare. Bene, mentre ci dirigiamo in quella direzione spengo un secondo l'audio perché non voglio farvi sentire mentre mi soffio il naso. Questo maledetto naso, abbinato alla maledetta umidità delle zone nostre che non se ne può più, davvero non se ne esce. Comunque, avanti tutta, mentre mi avvicino spengo un attimo l'audio, mi soffio il naso e dopo sono subito indietro qui. Pronto per... Ok, eccomi qui, ci risono. Scusate per questo attimello di pausa, però non ce la facevo proprio più. Non che questa cosa sia risolutiva, ma vabbè, è così e via. Allora, usciamo dal combat mode, tanto non ci serve più.
Ho tolto il Discovery Scanner, sì, tanto non mi serve più. I moduli sono qui reimpostati, quindi vediamo, Shield Generator assolutamente a 1, Gauss Cannon assolutamente, mamma mia, a 1, Shield Shell Bank possono starsene anche a 3, Shield Booster anche questi a 2, anche questo a 2, Railgun a 3, tanto chi se ne non le ho ancora usate finora, quindi figuriamoci, Remote Release Flak Launcher su 1, assolutamente, Power Distributor 1, Frameshift Drive, Fuel Scoop, Fuel Scoop potrei anche spegnerlo, tanto allo status attuale non mi serve, AX Multicannon sì, Cargo Hatch spento, Heatseek Launcher a 1 assolutamente utilissimi, anche il Point Defense assolutamente utilissimo e tutto il resto sta a 1, questi non li possiamo più modificare, ok, quindi dai, diciamo che abbiamo un po' sistemato le cose, altri 7000 LS da percorrere per arrivare alla zona. Allora, da quello che vedevo, quindi giusto per fare un po' un confronto alla fine, semplicemente visivo è, sfortunatamente non sono ancora riuscito a provare Star Citizen. Star Citizen da questo punto di vista è un po' meno fastidioso, perché dobbiamo andare dal punto A al punto B, un po' di quantum fuel, via jump e arriviamo direttamente alla nostra destinazione, senza perderci troppo tempo per raggiungerla, come invece succede in Elite Dangerous Horizon. Da questo punto di vista, sinceramente, preferisco un po' di più la modalità di Star Citizen, almeno per quello che hanno fatto vedere. Finché non riuscirò a provare quel gioco non mi esprimo ulteriormente, le cose le voglio provare, quindi non abbiatecene con me nel momento in cui riuscirò ad avere finalmente il PC nuovo e lì provare finalmente quel gioco, ok. Ecco qui, ovviamente chiacchiera che chiacchiera, non ho tenuto sott'occhio le velocità e quindi devo fare un po' una puntatina di muso fuori dal nostro obiettivo, riregolare la mia velocità e cercare di avvicinarmici senza accelerare troppo. Tutta questa manualità è il gioco di Elite che la richiede, però ricordiamo siamo nel 3300 e passa e boh, è un po' fastidiosa come tutta la gestione dei limpet. Lo scrivevo anche l'altro giorno in zona Discord. Ogni tanto mi domando perché fanno certe cose, ovviamente meri motivi di gameplay e barra marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Sinceramente la cosa che mi ha lasciato più scottato in assoluto di Elite Dangerous Horizon è stata l'inabilità di gestire la carriera dei contrabbandieri adeguatamente, carriera che mi sarebbe veramente piaciuto intraprendere all'interno di questo gioco, fare le live sul contrabbando, vado di qua, corro di qua, contrabbando di su, di giù. Purtroppo il modulo di gestione contrabbando è veramente, veramente blando e minimale e assolutamente non divertente, non profittevole e non punto fine. Eccoci qua, arriviamo nella nostra solita nebbiolina verde. Ok, non vedo nulla se non delle black box. Cosa c'è qua? Scientific samples, tanto non ho il cargo. Qui c'è qualcosa, eccolo là. Military grade fabrics. Bam! E il nulla del nulla. Quindi niente carciofone, niente di niente, solo una nave schioppata. Ma se Lockheed cosa? Che non c'è nulla. Bene. Andiamo alla ricerca del prossimo. Andiamo alla ricerca del prossimo threat level 5. 43 minuti già passati dall'inizio della diretta. Devo rifare il Discovery Scanner perché sennò ovviamente il FSS non parte. Avevo un altro threat level 5 qua intorno, se non mi ricordicchio male. Degraded emission. Vediamo questi qua. Encoded. Anche qui potevano fare in modo che nel momento in cui il cerchio grande entrava, no, devo essere proprio super preciso e mirare proprio là. Oh, non Newman,
30.000 addirittura. E vai, questo che cos'è? Non Newman 5, 34.000, quindi questi saranno tutti più o meno alla stessa distanza. Non Newman Source, anche questo non si sa addirittura che distanza. 8 Haig. Ah, signore. 6 medium, potrebbe essere interessante, un 6, ma mi sa che troviamo un Basilisk. 8 Haig, no, addirittura no. 6 medium, beh, vediamo qua se c'è qualcosina. Vedete qua, dobbiamo essere perfettamente con il reticolo centrato. Dai, centro il cerchio, basta, no? 4 medium. 3 low, no. 7 high. 5 medium, 14.000. Ecco, l'unico fattibile, eccolo qua, 14.000. Lock destination, motore tutta manetta. Andrea, fai una domanda da 1 miliardo di psicofarma dollari. 16 minuti e 14.000 LS da fare, ce la faremo? Boh, speriamo bene. Sì, tra i dati magari in alto a destra, di qua e di là, boh, hanno deciso di metterlo lì quando torni indietro. Il senso di questa cosa potrebbe starci nel momento in cui lo punto zoomato fuori, così vedo anche prima di zoomare, di fare il zoom in, però visto proprio che sto facendo in più lo zoom in, avrebbero dovuto replicare il numero che indica la distanza e lasciarlo comunque visibile anche nel momento in cui facciamo zoom in. Oh, Signore Santissimo, vi chiedo davvero scusa per il naso di stasera. Mamma mia, vado a bere un goccio d'acqua, scusatemi. Ah. Eccomi qui. Nel frattempo siamo arrivati, ho dovuto assolutamente bere un po' d'acqua perché mi stavo soffocando da solo. È terribile davvero ragazzi, l'umidità è una cosa insopportabile. Ah, si sperava che arrivasse un peletto di temperatura, invece è ancora freschetto in queste zone e vabbè. Speriamo bene. Eccomi qua. Scusate di nuovo, situazione un po' problematica, ho dovuto risoffiarmi il naso. Speriamo che da ora in poi, almeno durante la battaglia, non mi dia troppo fastidio. Allora, armi sono pronte, moduli e file group sono pronti. Ok, Discovery Scanner via disabilitato. Ok, mettiamo il gesso sulle mani, prepariamo i controlli e vediamo. Sì, Andrea, sì, assolutamente, è proprio quello che parlavamo, insomma. Avere il dato anche nel momento in cui facciamo zoom in può essere una cosa comoda. Comunque, Safe Disengage Ready, Combat Mode activated, signore santissimo. Ah, niente, neanche questo giro. Qui vediamo un sacco di Marauder variant, eccoli qua, quindi tutti i cosiddetti scout. Ci sparano anche un caustic missile. Ho visto che ci sono anche dei limpet per levarsi il caustic damage, quindi non solo scaldando la nave a temperature telluriche, ma ok. Ciao Ghost Maverick, benvenuto. Allora, giusto per risponderti, tra un secondo, appena trovo il prossimo
punto dove andare. Ti do una piccola anticipazione per rispondere alla tua domanda. Questo gioco dalla versione iniziale è cambiato tanterrimo. Sembra quasi un gioco diverso. Tanto che, ok, 32.000 no, decisamente no, non ce n'era uno 19.000 o sbaglio. 8 Haig, 40.000 addirittura, no? Dov'era? Dai, c'era un threat level 5 proprio qua vicino. Encoded. 8 Haig. Non ho nessuna indicazione. 4 medium. Dove è andato a finire? Vi ricordate? L'abbiamo visto prima. Allora, io farei così. Me ne vado da sto sistema e me ne vado in questo sistema. Basta, non ne posso più. E via. Allora, per tornare in discorso, intanto, visto che ci spostiamo nella prossima 50 minuti, devo ancora trovare un carciofo, Ok. Allora, sì, sono tanti i giocatori che chiedono la lingua italiana di Elite Dangerous Horizon. Frontiera è un po' sorda da questo punto di vista. Si vede che la player base italiana non è così ampia da giustificare una spesa in termini di traduzione del gioco in italiano. Perché le traduzioni costa tradurre tutto, costa reimpostare l'interfacce, perché alcuni testi sono più corti, altri più lunghi e potrebbe essere sì fastidiosa la cosa. Comunque, dal punto di vista di sviluppo, sono sviluppatore e ho un po' di esperienza anch'io fatta su questa cosa. E comunque, utile o utilità o meno della lingua italiana, che per chi non mastica molto l'inglese invece può essere molto fastidioso il gioco, perché ovviamente essendo tutto in inglese bisogna iniziare a tradursi tutto automaticamente, cioè manualmente. E per dire, il gioco dalla versione iniziale, sì, anche il russo o qualcosa del genere, quindi sì. Per dire, il gioco dalla versione iniziale è cambiato tantissimo. Hanno aggiunto gli ingegneri, hanno cambiato gli ingegneri, hanno aggiunto i Targoid, hanno cambiato i Targoid, hanno aggiunto i Guardian, hanno cambiato i Guardian. Ho 296 LS, 18 minuti via in direzione di questo signal source, e quindi è cambiato tantissimo. Hanno fissato molte cose. Io mi sto ancora mangiando le dita, non lo fa, no, mangiando per modo di dire, però col senno di poi sì un po', perché una volta in Elite vi bastava un Sidewinder con un pulse laser torrettato per fare miliardi, miliardi, parliamo. Perché c'erano quei famosi bug, quei famosi exploit, chiamiamoli come volete, e nelle prime conflict zone vi bastava piazzarvi là dentro con il Sidewinder torrettato, sparava qualche colpetto in giro, un'unica torretta, gli altri facevano fuori le navi, il respawn era costante e sempre lì, o anche nelle bounty hunting zone, vicino alle navi grosse o cose così, vi piazzavate là, qualche colpetto di torretta e vi prendevate le bounty, lasciavate il computer lì acceso, le torrette andavano in autofire e la gente ha fatto i miliardi così. Quindi che cosa è successo? Frontier ha fissato ovviamente la cosa, ma non ha tolto i crediti ottenuti in questo modo, come in tutti gli altri exploit che si sono verificati nel gioco. Ovviamente da mangiarsi le mani, perché se si riusciva a sfruttare quelle tante tecniche similari poi scoperte nel gioco più avanti, il problema dei soldi si risolveva subito all'inizio con i vostri 15-10 miliardi ed eravate a posto. Ok, comunque ho carciofoide trovato, quindi via combat mode. Lo sentiamo anche in cuffia il carciofoide che si lamenta. Ok, dove sta? Sta alle nostre spalle. Xenoscanner pronto. Eccolo qui. Tu ci scanni, io ti scanno. Andiamo a fare l'ennesima prova. Speriamo di non schioppare, di non saltare per aria. Che vedete i multicannon che si preparano
alla battaglia. Tanto sto accelerando. Anche lui. Guardate come distorce le immagini intorno. Perché ti fermi? Noi. Ok, scansionato, l'abbiamo scansionato, ci abbiamo anche cozzato un pochettino contro. A questo punto iniziamo a dargli giù di brudo, brudo. Cominciamo. Pam, andata di... Ok, andata, bella andata di AX multicannon. Ok, ci prepariamo a difenderci dal Targon Swarm. Ok, ovviamente... Ah. Ehi là, ragazzi. Ok, abbiamo un po' fatto qualche danno a sto Targon Swarm. Qualcosetta. Ah! Ok, tutta manella i motori. Scudi stanno un po' reggendo. Allora, per rispondere a Ghost Maverick, i carciofi sono così chiamati gli alieni Targoite, le ship quelle grandi che vedi qui in questo momento. Ship che sto cercando di andare ad abbattere. Mamma mia, che fastidio sto Targon Swarm, una cosa invereconda. Ok, ricaricato un attimo le armi. Cioè, non è che gli ho sparati male quei remote flak. Ok. 4 ancora esseri cicciopanzi schifo nel Targon Swarm. Wow! Che è quella roba là? 32 ancora. Da dove vengono fuori? Ah, ok. Allora, come community italiane ce ne sono parecchie. Qui vedi Commander Astinius della Da Vinci e molti altri giocatori di altre fazioni. Io non partecipo con varie fazioni o cose, sono un po' un solitario anche perché purtroppo non ho tempo da dedicare molto. Dovrei giocare in fazione ovviamente e ovviamente dedicare anche la vita un po' al gioco in fazione. Comunque, 25 ancora Targoni da distruggere. Mamma mia, che fastidiosi che sono sti cosi. Una volta ne lanciavano solo uno di Targon Swarm, gli Cyclops. Ok, buttiamoci qua. Ah! Maledizione al fatto che devo tenere premuto. Qui hanno virato. Wow! Che, che cavolo succede? Ok. Scusate ragazzi, vedo la connessione che sta andando a cartoni, non capisco perché. Insomma, gran serata anche questa per la caccia al Targoid. Anche la connessione che ci si mette. Ok.
Ecco qui. Ragazzi, vedo c'è qualche problema di connettività in questo momento, non capisco cosa sia. Ok, se mi sentite un attimo, adesso vado a terminare un attimo la live perché sì, effettivamente sta bufferando. Quindi datemi un secondo che disimpegno, se riuscite ancora a vedere, non vorrei che fosse successa una cosa brutta, come purtroppo temo, Windows abbia deciso di switchare la rete in uso per quanto riguarda... No, ok. Eccomi qui, siamo ritornati, sì, finalmente. Allora, ovviamente adesso vedete il mio browser, perché ovviamente vado a terminare la diretta qui. Purtroppo è di attacco al Targoid, quindi altra sortita contro i carciofoidi è andata come è andata. E note da questa cosa. Allora, i Cyclops sono cambiati, lanciano molti più Targon Swarm con molti più Targon di prima, almeno a quanto sembra a me finora. Quindi, beh, metto un attimo un sito di Elite dietro, giusto per dire. Quindi adesso ho ripristinato un attimo la connettività. Vi chiedo scusa, purtroppo non è dipeso da me. Ho dovuto interrompere il gioco per le configurazioni che sono costretto ad utilizzare qui a casa. Perché? Perché il mio provider non ha intenzione di aumentarmi le bande di upload. Ci ho litigato e ci sto litigando da una vita, non faccio nomi, però il mio provider di connettività non ha intenzione di darvi più di 1 megabit di upload nonostante sia connesso in FTTC. Per chi non lo sapesse, vuol dire Fiber to the Cabinet. Non sarà un FTTH, quindi non avrò il cavo in fibra che mi entra fin dentro casa, perché sfortunatamente me l'hanno già detto, non ce l'avrò mai, ma almeno con un upload decente su cavo non riescono a fornirmi neanche quello. Quindi devo attrezzarmi con altre cose. Ovviamente ho dovuto papocchiare Windows per poter utilizzare due reti diverse contemporaneamente. Se però la rete wifi si interrompe e il sistema reinizializza lo stream, succede quello che avete visto: il sistema va a riutilizzare l'altra connessione invece di quella che dovrebbe utilizzare. Devo chiudere il gioco, reimpostare le cose e rientrare dentro il gioco per poter ritornare a fare uno streaming con una qualità decente e opportuna. Quindi questo per spiegare un attimo quello che è successo. Quindi scusatemi per questa cosa qui. Comunque non sarebbe andata bene comunque la battaglia, perché ho già visto alcune cose. Targon Swarm assolutamente assurdi, rilasciati da un normalissimo Cyclop. Ben 2 Targon Swarm così appena arrivati mi aveva già fatto fuori la nave al 70%, nonostante io avessi cercato di mantenere distanze e anche aggressività. Quindi mi sa che i Targoid sono stati potenziati negli ultimi periodi, non so voi, ma io ho questa impressione. Se avete suggerimenti, se avete dei dati effettivi e oggettivi, scrivetelo sotto nei commenti del video, nel canale Discord o quello che sia, preferibilmente nei commenti sotto il video, così diamo anche meglio una mano a tutti gli altri che stanno seguendo questa mia battaglia contro i Targoid, assolutamente negativa in queste fasi. In questo quarto scontro abbiamo visto quello che è attualmente un Cyclop. Quindi anche qui si genera un po' di frustrazione da parte mia, perché dopo tutte le ore di tempo spese nel ingegnerizzare la nave, cercare i materiali, cercare l'equipaggiamento giusto, cercare di fare qualcosa, arriviamo a scontrarci contro i Targoid e questi sono i risultati. Forse l'Anaconda
non è una nave opportuna per il mio stile di combattimento. Forse magari sarebbe stato meglio utilizzare un Krait Mark II decisamente meno resistente ma assolutamente più veloce. Tante domande che possono trovare risposte solo nel momento in cui io prendo un Krait Mark II, ringegnerizzo tutto il Krait Mark II e lo vado a provare. E fino a 5 sciami da 32 Targon sono davvero davvero tanti per un Cyclop di livello base che da solo ben solo 2 milioni di ricompensa. Purtroppo devo dire da giocatore obiettivamente questa cosa è frustrante, quindi sì. Comandante Astinius ci manda questo documento, sì, lo mostro subito, eccolo qui, grazie comandante. Vado a prendere copio l'indirizzo link, andiamo a vederlo già direttamente qui e andrò a fare un po' di studi relativi a come affrontare meglio i Targoid, quindi magari controllerò anche un attimo il mio equipaggiamento e qui ci sono un sacco di dati, bella guida davvero. Grazie comandante Astinius, dopo se puoi postarla come commento sotto al video ti ringrazio, l'aggiungerò anche al pinned link, quindi al commento fissato nel canale Discord. Bene ragazzi, allora detto questo, 1 ora e 09 sono passate, è ora di andare a terminare, a chiudere questa diretta e sinceramente non lo so. Personalmente io sono un po', diciamo, demoralizzato da questa situazione dentro Elite. È una cosa mia personale, non parlo del gioco, dopo ogni giocatore la vede a modo suo, c'è chi invece riesce a performare molto bene contro i Targoid, io non sono uno di quei giocatori, dovrò fare molta più esperienza probabilmente, penso proprio di sì, vediamo un attimo cosa riesco a fare. Vi dico sinceramente che se la cosa procede in questo modo qui, le live sulla caccia al Targoid andranno a terminare a breve e andrò a prendere la nuova Anaconda per esplorazione come vi dicevo e inizierò la mia missione di esplorazione. Quindi tutti i video relativi ad Elite verranno fatti con uno stampo da videolog dalle distanze siderali con Elite. Allora, in conclusione, per rispondere a Ghost Maverick, allora, gli stream su Elite sono solitamente una volta alla settimana, il giovedì sera, tra le 10 e le 10 e mezza di sera, quindi quello è, diciamo, il giorno che viene dedicato ad Elite Dangerous Horizon. E, per rispondere alla tua domanda, è una grandissima domanda, X4 non l'ho visto, ho giocato a X3 Reunion in precedenza, sono due giochi completamente differenti. Dipende cosa stai cercando e dove ti vuoi un attimo orientare. Secondo me X4 potrebbe offrire un'esperienza di gioco un po' più profonda di Elite, solo che ovviamente ci giochi in single player, non puoi giocare in multiplayer come invece succede su Elite. Guarda, nel caso c'è il link del canale Discord nel commento nella descrizione scusa del video, passa un attimo in Discord e nel caso dopo lì ci facciamo 4 chiacchiere. Se c'è qualcuno che ha più esperienza di me nell'universo di X può risponderti adeguatamente. Di certo è un gran bel punto di domanda, X4 o Elite. Sono due giochi diversi. Dipende cosa cerchi. Anche in X4 c'è tutta una serie di cose, perdita di tempo e cose del genere. In Elite ci sono le sue, sono due giochi con pregi e difetti. Saluto Thurston78, l'autore della cartolina di oggi che abbiamo visto prima. Per rispondere alla sua domanda, sì, sei arrivato un po' tardino, purtroppo sono in fase di chiusura. Ben 1 ora e 11, quindi siamo andati avanti anche più del solito questa sera. Purtroppo problemi tecnici ci hanno impedito di completare la battaglia contro il Cyclop. Ho dovuto chiudere per colpa della connettività e del buffering su YouTube, ma continueremo a provarci e vedremo nelle prossime live cosa succederà. Ok ragazzi, allora, detto questo, vi saluto tutti, grazie a tutti per aver seguito Virus 101 nelle sue battaglie dentro Elite Dangerous Horizon e ricordo a tutti il bottone rosso di sottoscrizione
a fianco e sotto il video e la live. Nel caso, se volete, premete anche la campanella con gli avvisi che vi avvisano quando sono live e quindi è così. Thurston, non ti preoccupare, rimane il podcast, il livecast, il videocast o quello che sia, rimane comunque il video della live sempre così, senza uncut, completamente sul canale sul canale Virus 101, ovviamente, quindi nel caso dopo puoi rivedere anche la presentazione della tua cartolina che ci hai mandato. E, ok, grazie Ghost, grazie assolutamente. Quindi, notte a tutti e un salutone anche a Element e a tutti gli altri che ci hanno seguito. Spero di rivedervi alla prossima nel canale. Sapete che tratto anche un po' Elder Scrolls Online, quindi a random ogni tanto vedrete delle live anche di Elder Scrolls. Progetti futuri, un po' di retro gaming. Ho ritrovato un grandissimo gioco, non vi dico che gioco è, ma nella prossima puntata dedicata al retro gaming lo vedremo. Un gioco meraviglioso che mi ha fatto veramente crepare gli occhi davanti al monitor, quindi dai, la prossima volta lo vedremo. Vi lascio un po' di curiosità finale. Virus 101 vi saluta calorosamente tutti. È arrivata l'ora di andare a reidratare la mia gola, andare a fare un po' di riposo, quindi vi do il mio ormai consueto transmission out.